È allarme in Veneto per centinaia di famiglie che hanno la casa in affitto, ma con contratto scaduto o in scadenza quest'anno. Niente proroga al blocco degli sfratti. Non è stato inserito nel decreto del governo che beffardamente si chiama milleproroghe. Rischiano di finire in strada tantissime famiglie con vari problemi di sopravvivenza quotidiana, ma che pagano regolarmente l'affitto di casa. È gravissimo che non venga rinnovato questo blocco degli sfratti per finita locazione, poiché rientrano persone che hanno un reddito inferiore fino a 27.000 euro, persone con handicap, con malattie terminali e anziani. La situazione più critica a Venezia e provincia, almeno 120 gli sfratti previsti nel 2015 per finita locazione. Il governo ha finanziato con 446 milioni il fondo per gli affitti, ma il sindacato inquilini fa notare che si tratta di aiuti per chi non riesce più a pagare la pigione perché disoccupato, mentre per chi ha il contratto scaduto la mancata proroga del governo significa un vero dramma. Queste persone vedranno, come la legge prevede, la forza pubblica arrivare a casa loro e potranno anche essere messe in strada oppure dovranno essere collocate presso parenti o, se del caso, presso istituzioni. Manca un programma di alloggi pubblici da assegnare a chi ha davvero bisogno, dice il Sunia. Il dramma maggiore è quello degli sfratti per morosità incolpevole. Una situazione catastrofica come in questo periodo io non me la ricordo. Sto vivendo giornalmente di sfratti nei nostri uffici che è difficile a poter illustrare dei drammi e a volte anche dei drammi che hanno dei risultati senza ritorno.